Si intitola Aria Amore, è l'ultimo disco di Consiglia Licciardi, una delle più belle voci della canzone napoletana. È una raccolta di brani che la cantante presenterà dal vivo in Germania, poi al Festival di Cartagine e a fine luglio a Napoli. Questo lavoro vuole essere un viaggio nelle culture del Mediterraneo, quindi è un disco etnico e ci sono tutti i brani inediti, tranne uno che è chiove, tradizionale, e l'ho voluto mettere proprio per dimostrare alla gente che comunque non ho mai abbandonato la canzone napoletana classica. È un disco a tema e il tema centrale sono le stagioni dell'anno e il loro effetto sui sentimenti umani, quindi è una cosa molto particolare. È stato suonato il disco con tutti gli strumenti particolari del bacino, tipo lira, pontiaca, buzuki, tarabuk. E la cosa importante è che il disco comunque è catalizzato da Napoli. Ma allora lei non ha abbandonato la tradizione napoletana? No, assolutamente no. E io prometto che il prossimo disco sarà classico.